Benvenuti, oggi è mercoledì 27 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.52 e tramonta alle 18.49. La luna sorge alle 8.14 e cala alle 19.48. Oggi la Chiesa festeggia San Vincenzo de Paoli. Il nome Vincenzo ha origine latina e significa vittorioso. Il suo numero fortunato è il 6, il colore il rosso, la pietra il rubino e il metallo l'oro. È mattina e un aroma stimola i nostri sensi risvegliandoci dal sonno. Parliamo del caffè, ovviamente, ma dopo averlo gustato, come possiamo pulire la nostra moka? Oggi parliamo della pulizia profonda da fare almeno una volta al mese. Basta versare dell'acqua nella caldaia, aggiungere mezzo cucchiaino di bicarbonato e un cucchiaino di aceto bianco da cucina. A questo punto, dopo aver inserito il filtro dosatore, chiudiamo la caffettiera e la mettiamo sul fuoco, fin quando l'acqua non uscirà completamente. Se necessario, si può ripetere l'operazione più volte. Auguri per i suoi 57 anni a Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti. Diventato famoso come cantante funky pop alla fine degli anni '80, lanciato da Claudio Cecchetto, si avvicina gradualmente alla world music per poi virare verso lo stile cantautorale italiano. È noto anche per il suo impegno sociale e politico come pacifista e sostenitore di Emergency e Amnesty International. Buon compleanno anche a Luca Parmitano, astronauta nato a Paternò 47 anni fa. Dopo gli studi a Catania è entrato in aeronautica, dove una brillante carriera gli ha permesso di essere il primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale, ma anche il primo a effettuare nel 2013 una passeggiata spaziale. Infine buon compleanno a Francesco Totti, oggi 47enne. Considerato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, ha raggiunto 250 reti in Serie A, secondo solo a Silvio Piola. Occupa la 75esima posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo, pubblicata dalla rivista World Soccer, e nel marzo del 2004 è stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi. Larry Page e Sergey Brin, studenti dell'Università Californiana di Stanford, fondarono l'azienda il 4 settembre 1998, ma è il 27 settembre di quell'anno che viene considerato il giorno della nascita di Google, a causa del record di pagine indicizzate. Il motore di ricerca è diventato il sito internet più visitato al mondo e quei due studenti ora sono tra gli uomini più ricchi del pianeta. Oggi vi suggeriamo una maschera per il viso naturale da applicare 2 volte alla settimana per non meno di 10 minuti. Mescolate un cucchiaino di miele con 2 di caffè macinato e lasciate riposare la crema ottenuta per 5 minuti, quindi applicatela sulla pelle. Più facile di così. E ora scopriamo cosa riservano per noi le stelle con i consigli del nostro Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi una dolcissima luna in pesci proverà ad avere ragioni delle asperità austere di Saturno. Vediamo cosa succede ai 12. Ariete. Sicuramente oggi è una giornata fatta di una certa emozione. La luna crea un certo senso di insicurezza, di dubbio, di perplessità. Saturno invece è il pianeta che riguarda il lavoro, quindi decidere su come agire, come procedere, come portare avanti un progetto o liberarvi di un vecchio cavillo che incombe un po' sul vostro assetto familiare potrebbe essere la missione di oggi. Toro, giornata decisamente molto più morbida per voi, visto che gli amici oggi aiutano, amici ma anche colleghi, collaboratori. Al lavoro, insomma, troverete tutto l'appoggio che vi serve per aiutarvi a dipanare la matassa. Gemelli, la vostra giornata oggi inizia con una luna e un Saturno in quadratura. Oggi è una giornata in cui dovrete avere molta pazienza e soprattutto fare comprendere le vostre ragioni al partner o ai familiari. Oggi la vostra voglia di fuga si scontrerà con la realtà della vostra vita e ai
doveri a cui è vincolata. Cancro, giornata oggi molto bella, proprio perché la Luna e Saturno saranno in uno splendido trigono che vi aiuteranno a mantenere i vostri sentimenti stabili e a decidere come procedere su una proposta un po' complicata da porgere al partner. Tornate nella vostra routine, vi fa sempre bene avere le vostre abitudini. Leone, la Luna oggi smette finalmente di esservi opposta e lascia in pace la vostra Venere che ancora gode di una certa rilassatezza. È una giornata un po' più semplice che vede comunque degli accordi importanti su come gestire il vostro tempo e distribuire i vostri impegni. Potrebbe non essere d'accordo il partner, ma voi metterete avanti le vostre ragioni in maniera prioritaria. Vergine, giornata oggi che si propone con una Luna d'opposizione e anche Saturno e Nettuno non scherzano. Seppure vi sentite ancora un po' nel caos per qualche risposta che deve arrivare, non confondetevi, avete un Mercurio pienamente attivo, capace di una dialettica, di una capacità mediatrice che sarà risolutiva per trovare gli accordi che vi servono. Bilancia, giornata quanto mai utile oggi per risolvere alcune faccende legate agli affari e al lavoro. Quando la Luna e Saturno si toccano, un po' tutto lo zodiaco è obbligato a ragionare un po' meglio sui piani d'azione e voi siete i protagonisti indiscussi di questa giornata in cui troverete assolutamente la capacità di trovare la soluzione per voi e per tutti. Scorpione, giornata interessantissima con una Luna squisita di trigono, dolce tanto quanto basta per restituirvi gli affetti, severa con un Saturno che vi obbliga comunque a trovare la via giusta nel lavoro. Ci siete quasi, forza, un ultimo sforzo e vi farete valere anche questa volta. Sagittario, Luna di quadratura oggi che vi obbliga un po' ad uno stop lavorativo, ci potrebbero essere anche certe tensioni in famiglia che potrebbero rallentare un po' il vostro andamento. Portate pazienza e cercate di essere ubiqui come solo voi sapete fare, distribuendovi in 1000 attività. Capricorno, Luna congiunta a Saturno oggi vi manda letteralmente in visibilio, una giornata ottima per parlare d'amore e per lasciarvi andare alle morbidezze del sentimento. In fondo oggi potreste considerare che avete proprio una vita assolutamente invidiabile e serena. Acquario, una giornata molto bella oggi visto che la Luna toglie il disturbo. Voi non siete un segno zodiacale che ama molto la presenza della Luna nei propri gradi per il grado di emozione e confusione che porta. Adesso invece, spostandosi in seconda, i progetti sono chiari e soprattutto qualche accordo bancario o finanziario può essere possibile. Pesci, giornata oggi molto importante, vi rende protagonista la Luna e le sue dolcezze, ma anche le sicurezze di Saturno che finalmente vi fanno tirare un sospiro di sollievo. È stato detto forse un sì rassicurante e tutto torna alla normalità, vi sentite di nuovo sicuri e confortati nei vostri effetti. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati. Il 27 settembre del 1822 a Parigi fu presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Analizzando la celebre Stele di Rosetta, aveva finalmente raggiunto delle conclusioni che nessun altro linguista aveva intuito nei 2 millenni precedenti, decifrando e dando un valore fonetico ai geroglifici degli egizi. Interessante notare come lingue diverse alcuni significati siano resi in modo simile. Quello che noi italiani esprimiamo con è andato via come il pane per indicare qualcosa che è stato venduto velocemente e in grandi quantità, in inglese viene reso con sell like hot cakes, dove al posto del pane troviamo le torte calde. Insomma, sempre di cibo si parla. Vuoi rivedere le nostre puntate ovunque ed in qualsiasi momento? Nessun problema, basta andare a cercare su YouTube il canale Sicilia Play per recuperare tutto ciò che hai perso. Soprannominata Casanova al femminile, Maria Johanna Versfeld ha vissuto una vita piena di avventure e di amori.
bellissima. A 15 anni va in sposa a un mercante di Amsterdam, da cui avrà 2 figlie. A 20 anni divorzia per infedeltà, spendendo il resto dei suoi anni al seguito delle campagne napoleoniche, o meglio dei generali dell'imperatore, per il quale tra l'altro svolge anche funzioni di informatrice. Vi salutiamo con la frase del giorno: vale la pena vivere solo per le cose per le quali vale la pena anche morire. Vi auguro una buona giornata, arrivederci e a domani!